Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questa edizione notizie del nostro audio-video giornale. Dunque andiamo a vedere un po' i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su un totale di 5.769 test e tamponi sono state riscontrate 458 positività al Covid, pari al 7,93%. Su 2.049 tamponi molecolari, 110 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,36%. Su 3.720 test rapidi antigenici, 348 casi, pari al 9,35%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33, mentre i pazienti ospedalizzati 401. Oggi si registrano i decessi di 8 persone tra gli 83 e i 95 anni, morte in ospedale. Adesso cambiamo completamente argomento per dire che biodiversità, memoria e benessere sono i tre temi portati alla base dei progetti per il futuro dell'ex ospedale psichiatrico di Udine, risultato di una sperimentazione didattica del corso di laurea magistrale in architettura dell'Ateneo Friulano nell'ambito dell'accordo tra l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e l'università. Gli studenti hanno presentato i lavori durante l'incontro seminariale che si è svolto nella giornata odierna al Polo Scientifico di Rizzi, alla presenza del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, del rettore Roberto Pinton, del direttore dell'azienda sanitaria Denis Caporale e dell'assessore comunale alla sanità Giovanni Barillari. Comunque in questo caso abbiamo anche il servizio con le dichiarazioni dell'assessore Riccardi. Noi abbiamo voluto con forza questa cosa perché intanto parliamo di un'area simbolicamente estremamente importante, perché è l'area dell'ex manicomio, quindi ha un valore secondo me molto importante, è un pezzo di città che ha bisogno di essere rigenerata e io credo che questa alleanza tra la regione, il comune, l'azienda sanitaria, la soprintendenza e l'università consentirà intanto di far discutere di questo pezzo di città e secondo me di far discutere anche sul valore della salute mentale, di come è cambiato, di come sta ancora cambiando. Quindi ci sono aspetti sociali, aspetti culturali, aspetti ambientali e chi meglio dell'università, stimolando anche i giovani, può cercare di individuare delle soluzioni sulle quali poi la Regione potrà procedere avendo scelto in maniera importante per questa città un investimento di 25 milioni di euro. Quindi questo è lo spirito con il quale abbiamo costruito questa cosa. Io sono particolarmente contento oggi di essere qui a vedere il lavoro dei ragazzi. Ritorno un po' anche indietro perché io ho studiato come loro in questa facoltà e quindi mi fa ancora più piacere essere qui. Ecco, dalle idee c'è qualche cosa, c'è qualcuna che l'ha colpita particolarmente, dalle proposte? Ne vedo diverse, tutte molto interessanti, tutte ancorate anche su quello che è uno dei principi fondamentali, quindi non dimenticare quell'area che cos'era e il valore delle scelte che sono state fatte. Vedo un comune denominatore sull'apertura alla vita della città, nel senso che quell'area è un'area sulla quale c'era un po' paura, no? Quando abbiamo parlato anche con i membri della circoscrizione, di là di quel muro non si poteva andare, no? Quindi l'apertura è alla vita della città, quindi con diverse forme che insomma adesso ragioneremo. Sicuramente io penso che quella debba diventare simbolicamente un pezzo importante della sanità territoriale e quindi adesso declineremo il lavoro che i ragazzi hanno fatto e speriamo di mettere a terra al più presto un progetto che componga una prospettiva di recupero di quell'area.
Cambiamo completamente argomento. Le cardiopatie congenite sono un gruppo elettrogeno di patologie caratterizzate da alterazioni strutturali del cuore o dei grossi vasi dovute a un'anomala formazione delle strutture durante le primissime settimane dello sviluppo embrionale. Il burro garofalo da sempre ha una grandissima attenzione per queste patologie che possono essere seguite dalla vita fetale a quella adulta grazie ai professionisti della struttura semplice di cardiologia, specialisti in malattie dell'apparato cardiovascolare con training avanzato in cardiopatie congenite e cardiologia pediatrica. E ora andiamo a Pordenone, andiamo a sentire direttamente la voce di Chiara Boschian Cook, flautista e premio Musica Insieme 2021. Le sue parole. Estremamente grata per questo premio, è una felicità averlo ricevuto. La tesi appunto parla dell'opera Toward the Sea del compositore giapponese Toru Takemitsu, che si incentra appunto sulla descrizione del mare. È un'opera in 3 tempi, il primo The Night, la notte, il secondo Moby Dick, dedicato appunto alla famosa balena del romanzo di Melville, e l'ultimo Cape Cod, che è una penisola degli Stati Uniti, famosa per gli avvistamenti di balene. È interessante anche sapere che questo brano è stato commissionato da Greenpeace per la sua campagna Save the Whales, salviamo le balene appunto, e Toru Takemitsu è sempre stato un compositore molto attento alla natura e ha sempre avuto un occhio di attenzione per questo. Come si E con questo servizio chiudiamo qui questa pagina informativa odierna. Vediamo appuntamento per gli aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.